uno dei momenti toccanti l'alzabandiera, l'emozione delle penne nere che tengono con le mani la bandiera tricolore e poi l'inno ed il silenzio di un attimo straordinario. Buongiorno, di dove siete? È qua da Castelfranco. Ecco, per voi che cos'è questa adunata? È un evento importante perché anche per far vedere Castelfranco che è bellissima, è una giornata Ma anche splendida. per rientrare insieme dopo, Esatto. perché va ricordato che questo è il rientro. Sì. Io arrivo dalla Germania per questa occasione. Alpino Castelfranco, una cosa molto importante, molto emozionante. Ecco, appunto, lei si emoziona. Ma ad esempio per i nostri emigranti che cos'è? È una cosa speciale. Una cosa speciale perché ho mandato già i video via online ai miei amici alpini in Germania e è una cosa commovente. Le lacrime di questo alpino parlano da sole. È una grande famiglia, ci dicono tutti. 1 o 2 giorni dove si è rimarcato il ritorno alla normalità dopo la pandemia. Giorni che è iniziata sabato pomeriggio con l'esibizione di 3 cori, tra cui quello della Val Canzoi che ha toccato i cuori con il Signore delle Cime. E poi al Teatro Accademico di Castelfranco con l'esibizione della fanfara dei congedati della Tridentina in un connubio con gli Highlander scozzesi in ricordo della Grande Guerra.